Tra i filari delle viti di Isola Mantegna, borgo ancora rurale come ai tempi del Grande Maestro, le cassette di glera vanno in cantina per il primo prosecco di questo vitigno. La prima vendemmia di questo campo è doppiamente speciale. Una cooperativa sociale di San Giorgio delle Pertiche, che si occupa di disabilità, ha ottenuto il privilegio di raccogliere le uve con i suoi ragazzi per poi portarle a vinificare con questa prima annata 2019. Unire questa attività tipica e tradizionale della nostra regione, che è la vendemmia, anche a una collaborazione con una cooperativa sociale e impiegare tutti i ragazzi e le persone che sono ospitate e lavorano in questa cooperativa, sicuramente è un plus che sotto anche il profilo sociale, etico, morale dà valore all'iniziativa. Ci vuole concentrazione degli operatori e dei ragazzi, le uve sono materia viva e come tale i grappoli vanno trattati. Un lavoro di responsabilità e di attenzione che ha coinvolto con passione i giovani del Graticolato. E oggi c'è questa occasione, questa azienda agricola ha dato la possibilità di fare una donazione del primo raccolto di uva alla cooperativa Il Graticolato, cooperativa che si occupa di disabili, i quali poi avranno la vinificazione, la valorizzazione del prodotto e un modo per integrare sociale col mondo dell'economia. Il messaggio della vendemmia solidale però ha due direzioni. Da un lato c'è l'attenzione verso gli ospiti, dall'altro è la terra stessa che ci chiede braccia, cuore e cervello per farla vivere. Tutti hanno sentito parlare della cimice asiatica che sta invadendo i nostri terreni, la nostra agricoltura, un mondo che viene abbandonato dai giovani, ma un mondo che invece può anche dare delle occasioni di lavoro e di integrazione e anche di soddisfazione. La terra fa bene a tutti e in tanti sognano di ritornare a produrre sui campi, ma per non fermarsi al romanticismo e vincere la sfida del mercato, ecco un consiglio. Cercate di avere per la commercializzazione, per lo sviluppo alle vostre spalle, al vostro fianco una cooperativa nella quale voi potrete essere protagonisti, una cooperativa che vi aiuti a avere quella massa critica. Oddio, se avete i 3.000 ettari fate da soli, ma se ne avete di meno e volete intraprendere in maniera innovativa, fate una cooperativa, associatevi alle cooperative.